tutti, allora questo è un video di risposta al video di Willus, sto in fissa. Credetemi, io ho milioni di fisse. Sto proprio male. Prima di tutto volevo dire a Willus che io non ho avuto paura nel suo scritto iniziale. Avete visto, Torniamo a parlare di fisse, che è meglio. Allora, con Willus condivido la fissa del parlare sul ventilatore, in modo tale da avere la voce tutta vibrante, sì, e l'aprire e richiudere il frigorifero senza senso, senza sapere in realtà quello che si vuole. È una fissa comune, devo dire che in questo siamo tutti un po' malati, faccio a capire. Amo da impazzire l'odore della benzina. Quando mi fermo a mettere benzina o da solo con amici, apro il finestrino a palla, cioè completamente abbassato, e vedi me che tiro la testa fuori dal finestrino. Sembro una pazza, ma non ne posso veramente. Oltre all'odore della benzina, amo il profumo dello smalto, oppure degli Uniposca. Una cosa atroce, cioè sembro drogata. Se fosse che non fossero altamente nocivi, penso che sarei permanente a sniffare. La mia testa. Un'altra mia fissa è il canto. Canto ovunque, in mezzo alla gente, in bagno sotto la doccia, oppure in terrazza, in camera mia saltando da una parte all'altra, davanti allo specchio. Ma ultimamente le cose sono peggiorate. Molto peggiorate. Sì, perché ultimamente diciamo che la mia fissa si è evoluta. Sono un po' di mesi che faccio dei video di me che canto in karaoke, e credetemi, non è una bella cosa, perché io ho una voce atroce. Caro Willus, anch'io ho avuto la tua stessa fissa, ossia quella di possedere un potere magico, cioè di essere convinti di possedere un potere magico. Beh, alla fine siamo sempre stati bombardati di questi telefilm o cartoni animati o film dove ci sono questi personaggi che possiedono tutti un potere magico, e ovviamente il dubbio ti viene, no? Un'altra mia grande fissa è quella di scrivere nei vetri delle macchine, quelle appannate o quelle sporche. È proprio una droga. Non riesco a resistere alla tentazione, forse dovrei farmi veramente curare perché non sto bene. Qualche anno fa presi una fissazione allucinante per Hello Kitty, e adesso vi mostro alcuni superstiti. Pupazzino di Hello Kitty, un astuccio di Hello Kitty, un portafoglio di Hello Kitty, un lucidalabbro di Hello Kitty e pupazzini vari di Hello Kitty. Credetemi, non c'è solo questo, ma certe cose è meglio se restano dove. Un'altra mia fissa che mi è stata infilata nel cervello dai film horror è la fissa delle scale, diciamo, avete presente le scale ad angolo, no? Così. Io ce l'ho in casa mia, e quando ritorno tardi alla notte e salgo la prima rampa, ho l'immagine fissa nella mia testa che dall'angolo
sbuca una sorta di creatura malefica e scende le scale in maniera invertebrata, non so, forse dovrei smettere di guardare The Grudge, credo sia la soluzione migliore, ma è una fissa permanente, ce l'ho da un bel po' di anni e mi terrorizza. Un'altra fissa sono i pupazzi, i peluche. Adesso vi spiego meglio. La loro faccia, la loro espressione mi fa ridere, senza motivo. C'è un mio amico che in macchina ha un sacco di peluche, è una ragazza che ce li mette, non capite male perché se vedete questo video poi mi ammazza. E comunque niente, ha un sacco di peluche in macchina. Io quando sono in macchina con loro prendo questi peluche, li fisso e rido. Adesso sono sicura del fatto che non faccio queste cose quando sono ubriaca. Capita, questo pazzo. Adesso non voglio stare qua 3 minuti a fissare il pupazzo e a farvi vedere che rido come una scema, ma guardate, non mi fa ridere. Da quando ho preso la macchina mi sono nate 3 nuove fisse. Allora, la prima è causa di un sogno. In pratica, poco tempo dopo aver preso la patente, sognai che mentre facevo benzina la macchina esplodeva e io morivo. Bene, il sogno mi ha scioccato talmente tanto che io non faccio mai benzina. Non ho fatto mai benzina alla macchina da un anno e non faccio mai benzina, cioè o dico a mio padre: papà guarda, fammi benzina, oppure con gli amici: guarda, dobbiamo fermarci a fare benzina, scendi, fammi benzina, li obbligo, perché se no li uccido, li lascio a piedi. È una fissa, non ce la faccio fare benzina, non farò mai benzina. Sì, mi sta prendendo un attacco di panico. Un'altra fissa legata alla macchina, e anche questa è causa di un evento che successe, in pratica guardo in continuazione lo specchietto retrovisore o i specchietti laterali perché ho la sensazione che qualcuno mi segua, ho paura. Questa fissa è causata da, in pratica una sera ero di ritorno con i miei amici dalla discoteca, stavo guidando io e c'era una persona che realmente ci seguiva, era palese, non era una fissa, e da come guidava si vedeva che non era molto sana, e da quella sera mi sono un po' spaventata e niente, quindi ora soprattutto di notte continuo a fissare lo specchietto retrovisore. Un'altra fissa sempre legata alla macchina, oh mio Dio, mi sono dimenticata, non ci posso credere. L'altra fissa legata alla macchina è sempre causa dei svariati film horror. In pratica ho il terrore che all'interno della mia macchina si nasconda qualcuno. Ho paura che mentre guido mi sbuca una persona da dietro e mi taglia la gola. Lo so. Infatti io ogni volta che arrivo alla macchina controllo prima da dietro se nel sedile posteriore c'è qualcuno, se no non sono tranquilla. Ormai è un rito che faccio da un anno, da quando ho preso la macchina, e non smetterò mai di farlo perché sono fissata. Ok ragazzi, io direi di smetterla di elencarvi tutte le mie varie paranoie, le mie varie fisse, perché non basterebbero 10 giorni per farlo e non voglio starvi ad annidare con 20 minuti di video, insomma una cosa fattibile, no? Bene, niente, sono contenta, spero che vi piaccia, più che altro spero di trovare delle cose in comune con voi. Vabbè, grazie della visione, ciao. Anche da lui, che fa ridere.